Per Immacolata ne andavamo sempre a mangiare alla casa Razzagina, perché il suo compleanno, anzi, ti auguri, ma così, io lontano. A questo punto sapete che la mia famiglia è una richiesta che aveva bisogno di assai spazio per capirci tutta, ma tanno ancora. Non aveva stato inventato questo concetto di bolla personale, e quindi mangiavamo tutte spada contro spada, belle incuccate, e senza ma Dio finivo volata a qualcuno che fumava tutta innata. Era una mala innata. C'erano tutte frate, suore, cucine, i figli di più grandi e più nicchi, e zite di tutte le cucine che sapito che fine fecero. E c'era pure un nannotano che era la cialatata della famiglia, ma quando si cominciava a venire con noi si stava tutta innata a fare con cocigli che i muddiche del pane. E poi c'era pure mezzo Gianni, giustamente, il padrone di casa, che aveva un compito fondamentale, anzi, sì. Il primo era chi doveva fare i calzoncini fritti perché si aveva accattati i fogliini e era tutto beato. Il secondo era chi doveva chiamare i numeri della tombola perché sapeva tutta la smorfia a memoria. E il terzo era chi doveva aggaddare su come cucino Mario, che chi ci faceva la cangaria tutta innata e mezzo si arraggiava. E quando mezzo Gianni si arraggiava, ci venivano le parole in bocca. Arrissava fiemmo con la bocca aperta e te tagliava male. Mangiavamo per ore e poi se lavavano tutte cose e si giocava ai kite. Poi si quando alla tavola e si mangiava la sera, non so capire risata a pranzo e poi se lavavano tutte cose e si giocava a rete ai kite. E a finire tutto portavamo a Robertina a casa, a San Lorenzo, Robertina e me cucino. A 15 anni già era autonomia. Non era una fiesta, era una maratona, era una gara di sopravvivenza. Buona immacolata a tutti, del can capo. Ma tanto mi stai campando pure io.